Valorizzare il parco di Villa Rocca affinché i chiavaresi e non solo possano riavvicinarsi e riscoprire elementi oggi nascosti. È la base di un lavoro durato 6 mesi, un concorso di idee che ha visto la collaborazione di comune e università, dove gli studenti hanno elaborato progetti per individuare soluzioni di rilancio del parco praticabili e poco costose. Quanti ragazzi hanno lavorato a questi progetti? 23 ragazzi, di cui un ragazzo italiano che però che studia alla Technische Universität di Berlino e quindi anche lui ha avuto l'opportunità di conoscere un parco che assolutamente non ignorava, non aveva mai visto in vita sua. Dopo vari sopralluoghi, i ragazzi, che arrivano da varie parti d'Italia, dato che il corso di laurea unisce più atenei, si sono accorti subito di come il giardino conservi traccia delle varie epoche, aspetto che deve essere sfruttato. Cosa suggerite di fare per valorizzare questa risorsa? Ad esempio cercare di organizzare eventi e manifestazioni che ci sono a Chiavari nella città, magari cercare di realizzare all'interno del parco, potrebbe essere il primo passo per riavvicinare la società al parco che ne ha bisogno, c'è proprio bisogno di riavvicinarsi al verde, alla città, il parco deve essere un tutt'uno. Ora il Comune valuterà i progetti e approfondirà quelli più percorribili. Ci è piaciuto molto quanto sia importante che il visitatore abbia una percezione del parco molto chiara nella sua globalità dei percorsi e delle aree da esplorare, diciamo, e da visitare. Questo sarà oggetto di approfondimento soprattutto per creare una cartellonistica e un elemento di individuazione dei percorsi di cui oggi siamo carenti. Intanto a breve partiranno i lavori alla storica villa. In questi giorni è stato firmato il contratto tra il Comune, la Sovrintendenza e la ditta che ha vinto l'appalto. Spero già nel mese di novembre si potrà vedere l'apertura del cantiere.